Alessandra Stivali, CGIL Padova. Lo smembramento dei consultori Bassa Padovana è una certezza? Qual è la situazione? Allora, questa mattina abbiamo fatto il primo volantinaggio davanti all'ospedale di Monselice e un secondo sarà il 20 di ottobre davanti all'ospedale di Este. È una certezza in quanto noi già a fine di giugno avevamo chiesto al direttore generale di prendere posizione su quello che era stato lo spostamento dei consultori familiari, che sono servizi territoriali, quindi servizi legati alla prevenzione, all'assistenza delle donne, della coppia e della famiglia sul territorio, erano stati inseriti dentro i reparti di ostetricia e ginecologia, quindi facendo squisitamente ambulatorio e togliendo quelle che sono le disposizioni anche regionali in materia di consultori familiari. Ad oggi, con l'apertura del nuovo ospedale di Schiavonia, vogliamo avere risposte da parte del direttore generale, al quale abbiamo mandato anche una lettera per richiedere che vi sia un incontro urgente, in quanto non sappiamo cosa succederà neanche a quelle due strutture che si erano determinate, di cui noi non siamo d'accordo, perché il consultorio familiare è un servizio di prevenzione che deve stare nel territorio, deve essere gratuito e aperto. Ad oggi si paga il ticket in ULSS 17 e le donne per accedere al consultorio devono entrare in ospedale, non avendo più un servizio territoriale. Abbiamo fatto anche una proposta: visto che si sposteranno i due ospedali al nuovo di Schiavonia, le strutture che rimangono potrebbero diventare case della salute, quelle che sono previste anche dal piano sociosanitario regionale, quindi non diciamo niente che non è previsto per legge, e potrebbero ospitare finalmente i consultori come devono essere, cioè strutture aperte, gratuite e libere che rispondano alle esigenze con equip. Abbiamo problemi di personale, una riduzione importante di personale, crediamo che debba essere presa in mano questa situazione, perché strutture di questo tipo rispondono anche ad esigenze che purtroppo anche nel territorio della Bassa Padovana vi sono: le emergenze sulla famiglia, le emergenze sulla violenza di genere, le emergenze legate alle nuove donne, le donne migranti, e le richieste anche della popolazione più anziana. La domanda che noi ci facciamo anche nei volantini che abbiamo oggi distribuito a centinaia alle cittadine è: dopo la chiusura dei consultori, cosa succederà alle altri servizi territoriali?